1, 2, 3. Valido questo tentativo con la velocità di Rilly DL mentre sbaglia Zambana. Rilly DL che cerca di andare al comando ma al suo interno rientrano Resso Lematto e Oro FKS. Oro FKS in vantaggio, Resso Lematto che attacca all'esterno, poi Numero Rotocat terza la 4 corda a precedere Zambana Only Lest. squalificato. All'esterno è rimasto Rilly DL. 15,7 per i primi 200 metri di corsa, si viene il passaggio davanti alle tribune con Resso Lematto in vantaggio, Rilly DL che insiste all'esterno e ottiene il via libera da Resso Lematto che preferisce correre di rimessa. Terzo alla corda è Oro FKS avanti a Rotocat, quindi Only Lest da meno 20 ha girato bene Tildemati che è la prima dei penalizzati a precedere Ruempest TFT che agisce in anticipo su Tosetta Spritz mentre chiude alla retroguardia Zola Bad. Si va verso i primi 600 metri di corsa passati dal battistrada Rilly DL in 47 scarso. Rilly DL che continua a graduare a piacimento il ritmo, la risalita è quella da parte di Ruempest TFT che non trova anticipi fino ad arrivare al lato di Rotocat, la quale è quarta alla corda, gli 800 in 1,3. Rilly DL in vantaggio nei confronti di Resso Lematto, poi Oro FKS, Rotocat all'esterno continua la sua progressione, Ruempest TFT trascinandosi Tosetta Spritz, la curva di sinistra passata in 16,2, sino al passaggio davanti alle tribune con Rilly DL che guida nei confronti di Resso Lematto, risale Ruempest TFT a lato di Oro FKS con tutta la calma Ruempest che sa agire allo scoperto, si sta portando a tiro dei primi, quindi c'è 6 davanti alle tribune, ancora in vantaggio Rilly DL che ha gestito a proprio piacimento il ritmo, si viaggia sul piede dell'1,19, si è serbato qualcosa per la volata Elena Bruniera, la curva di destra con il leader che la passa in 15,8. Si va ora a 550 dalla conclusione con Rilly DL che prova ad allungare, Ruempest TFT che si è fermata a lato di Oro FKS, tanto che deve venire in terza ruota, a palo lontano Tosetta Spritz, Rilly DL allora accelera e prova a scappare, si porta presso solo Resso Lematto, gli altri sono in difficoltà, ha guadagnato un paio di lunghezze su tutti gli altri primi due, sposta Resso Lematto per andare a attacco di Rilly DL, il quale prova ad allungare ora col cavallo a destra Rilly DL, Resso Lematto a giocarsi la partita a 200 dalla conclusione, in vantaggio Rilly DL, Resso Lematto che prova a attaccare dalle retrovie, si muove Rotocat insieme a Tosetta Spritz, Rilly DL in vantaggio nei confronti di Resso Lematto che non guadagna, Rilly DL e Elena Bruniera portano a casa il successo nei confronti di Resso Lematto, mentre al terzo Rotocat dovrebbe essersi salvata dal finish interno di Only Lest. 2,35 il totale, 1,18,2 il ragguaglio cronometrico, il successo di Rilly DL, Elena Bruniera per il training di Paolo Pantarotto, i colori di Riccardo Pezzatini, il successo della 10 anni da Equinox B, il trofeo Gentleman for Life va a casa di Elena Bruniera che con un percorso di testa ottenendo strada da Resso Lematto tiene a bada i penalizzati, quali non riescono nemmeno ad avvicinarsi, porta a casa la vittoria nei confronti di Resso Lematto. Per il terzo è Rotocat con Massimo De Luca, il successo però è di Elena Bruniera e Rilly DL.